Riteniamo che sia giusto che finalmente chi è vittima non si trovi poi schiacciato negli ingranaggi della legge e debba subire per anni e anni processi lunghissimi con rischi anche di risarcimento dei danni e quindi passare da vittima a carnefice. Accompagnato da un vivace dibattito in tutto il Paese, il percorso parlamentare di riforma della legittima difesa è seguito con attenzione anche dal sindacato di polizia COISP di Venezia. Per una valutazione completa bisognerà attendere l'approvazione definitiva del testo che dopo la Camera passa al vaglio del Senato, ma il parere è già favorevole per quanto riguarda l'impianto generale. Nessun pericolo Far West, dicono al COISP di Venezia. Le modalità di rilascio del porto d'armi non sono cambiate. Vengono rilasciati i porti d'armi solo ed esclusivamente per comprovate esigenze di sicurezza e quindi noi non temiamo che ci sia un'escalation di armi né tantomeno pensiamo che le persone si possano fare giustizia da sole, perché ricordiamo che puntare un'arma contro una persona è un gesto forte, difficile e che se qualcuno arriva a farlo perché sa che in quel momento la sua vita è in serio pericolo. Ciò non toglie che le forze dell'ordine, le vere titolari nel mantenimento della sicurezza, necessitano di un potenziamento che, denuncia l'Ipari, è richiesto da tempo. Da anni lottiamo perché l'amministrazione potenzi i 2 commissariati di terraferma di Mestre e Marghera che hanno organici molto ridotti e questo fa sì che non si possa offrire un servizio degno di questo nome alla popolazione e quindi tutte quelle garanzie necessarie a una convivenza sociale, civile e serena.